Buongiorno Sicilia e benvenuti, sono le 7:26, siamo in diretta, buongiorno Angelo. Buongiorno Desiree. Dunque oggi ampia pagina dedicata alla bellezza e alla benessere. In questa puntata di Buongiorno Sicilia inizieremo dalla cura della nostra pelle. Si dibatte sempre se siamo amici o nemici del sole, quindi se faccia bene, Angelo, o male alla nostra pelle. Ne parleremo qui in studio con la dottoressa Eliana Lanza e poi parliamo di capelli, come gestirli al meglio durante l'estate, di come proteggerli dal caldo, dal sole, dalla salsedine, dai frequenti lavaggi. Lui è appena tornato dalla Fashion Week, qui in studio con noi Tony Pellegrino, e poi chiuderemo in musica, avremo ospiti dei cultori della tradizione siciliana, loro sono i Beddi, quindi se volete scoprire, Angelo, se sono Beddi veramente oppure no, state con noi fino alla fine, ma adesso andiamo alla cronaca, perché Catania è un far west, in città si spara sempre più e sempre più giovani girano con la pistola in tasca. Inquietante l'episodio in via Capopassero, dove sono andati in frantumi i vetri di un'auto, diversi i bossoli trovati in un androne. Sull'emergenza sicurezza sentiamo il neosindaco Trantino, il servizio. Sul tema della sicurezza, come lei ben diceva, abbiamo noi posto una priorità e da questo punto di vista abbiamo già avuto delle risposte, perché notavo sabato sera, ho fatto un giro al centro storico, in piazza Teatro Massimo ho riscontrato la presenza di oltre 15 agenti di polizia e 10 carabinieri, a dimostrazione di un voler mantenere la parola data da parte nell'ultimo comitato provinciale per la sicurezza, da parte appunto degli organi preposti. In più dobbiamo anche noi dare delle risposte che siano anche simboliche, pertanto avendo avuto notizia di un processo a carico di 5 ragazzi che hanno compiuto fastidiosi atti di teppismo nei confronti di un ragazzo e l'hanno malmenato solo perché questo si era reso colpevole di avere provato a difendere 2 ragazzine dalle molestie di questi. Bene, abbiamo dato mandato all'avvocatura comunale per costituirsi parte civile, perché noi l'intransigenza la dobbiamo manifestare anche attraverso atti compiuti, quale appunto la presenza in un processo per rispondere a chi crede che Catania sia territorio proprio. Ma cambiamo decisamente argomento, parliamo del weekend siciliano di George Clooney. L'attore americano ha fatto capolinea a Marzamemi, dove ha strappato sorrisi e selfie dopo un giro per le caratteristiche viuzze del borgo marinaro. Clooney ha apprezzato la cucina siciliana pranzando rigorosamente a base di pesce. Vediamo. Il sole, il mare, il borgo di Marzamemi, questa è una delle mete preferite dai VIP, anche da George Clooney. L'attore statunitense è venuto in Sicilia per una festa. Charlotte Tilbury, tra le principali make-up artist, ha compiuto 50 anni. Così Clooney con la moglie Amal ne ha approfittato per venire qui. Lei è riuscita a strappare un selfie a George Clooney. Esatto. È stato praticamente, l'ho visto uscire dalla cialoma, nel momento in cui è uscito sono andata dritta verso lì e posso dire che è stata una persona molto gentile, non è da tutti, e nel suo poco italiano è riuscito a capire quello che io stessi dicendo. La loro passeggiata non è passata inosservata, tanti i selfie, le strette di mano e gli abbracci. È stata una cosa emozionante, sono rimasta incantata perché lui mi ha parlato a me, sono riuscita a dire solamente ciao. Purtroppo non ero in servizio, era la sera, ma ho visto su internet le varie foto e video di lui che sfilava per Marzamemi. L'accoglienza meravigliosa me l'ha fatto lui a me. Si è presentato lui, sono Giorgio, e a un certo punto gli ho detto sì, ti aspettavamo, io sono Lina, e così è stato un bellissimo incontro tra me e lui e tutti i miei dipendenti. Poi il pranzo, naturalmente vista mare. In questo tavolo qua abbiamo apparecchiato per 8 persone, qui di fronte al mare, quindi mi sembra gli abbiamo dato una bella location. Cosa ha messo a tavola? Allora, come antipasto hanno preso del gambero rosso, del tonno rosso marinato agli agrumi, e poi come primo hanno delle taglioline al ragù di tonno, e poi ha voluto tutto pesce azzurro. E a fine pasto cosa le ha detto? Ha detto che eravamo beautiful. Questo è solo l'inizio, la Sicilia attira sempre e ancora l'estate deve iniziare.
E Giorgia avrà apprezzato sicuramente la buona cucina siciliana, ma ricordiamo che venerdì saremo in collegamento con il Festival di Marzamemi, vedremo quali star, Angelo, riusciremo appunto a beccare per altri selfie. E noi saremo qui. Ma la parola adesso va a te per la rassegna stampa siciliana. Cosa dicono i giornali? Cerchiamo di capire quali sono gli argomenti più importanti. Vedi, possiamo andare subito, chiedo alla regia se ci può dare l'inquadratura totale, vediamo già sull'Edmond di tutte le pagine che abbiamo a disposizione oggi. Però cominciamo con la Sicilia, eccolo qui, la Sicilia di Catania, con i due titoli come sempre messi in evidenza. Da una parte si continua a parlare di riforma della giustizia, Forza Italia blinda il ministro Nordio e Tajani, le leggi le fa il Parlamento, non i giudici. Intercettazioni, il ministro, conversazioni segrete per Costituzione, quello che scrive, quello che dice il ministro Nordio. E poi dall'altra parte invece la maledizione del Titanic o Titanic come preferite, è sparito, pensa, un batiscafo, una sorta di mini sommergibile che portava turisti sulle tracce del relitto del transatlantico. 5 si dice le persone a bordo, adesso c'era anche un miliardario proprietario anche di questo mini sottomarino. È una lotta contro il tempo perché l'ossigeno potrebbe esaurirsi a breve, 96 ore il tempo massimo per trovare questo sommergibile, trovare soprattutto le persone che sono bloccate all'interno. Adesso dopo queste prime notizie vediamo anche le altre che mette in evidenza la Sicilia. Con delle testatine si parla della crisi finanziaria, dopo le imprese, i sindacati, c'è lo Stato aiuti le banche, sinergia fra quelle locali, poi il caro tassi, crollano vendite e mutui, il mercato immobiliare conosce la prima frenata e quella che ci accingiamo a vivere è una notte particolare, la notte prima degli esami per 500.000 maturandi, scaramanzia e Tototraccia. Insomma, da domani il via a quello che è l'esame di Stato per i maturandi in tutta Italia, e seguiremo certamente anche nel corso dei nostri telegiornali. Ne parleremo anche a Buongiorno Sicilia. Vediamo certo. com'è cambiato, come sono cambiati gli esami di maturità in questi anni. I bigliettini, tu li nascondevi i bigliettini? No, i bigliettini no, credo che ci fosse, mi ricordo ai miei tempi, ma è tanto lontano quando ho fatto la maturità, c'era la cosiddetta cartoccera. La cintura, ecco, esatto. La cintura. Sì. Allora, poi la politica con il Partito Democratico, la CLN vuole l'estate militante, basta con i logoramenti interni, sempre in Sicilia la tregua Dem, resa dei conti rinviate, ma c'è il nodo alleanza e il rebus da tenere sulla linea da tenere all'Ars. E poi ancora andiamo nelle pagine, sempre stiamo sulla prima pagina della Sicilia perché si parla di Vasco Rossi, è un evento, il suo concerto, giovedì e venerdì alla Favorita, attesi 74.000 fan, e ci sono le indicazioni, le istruzioni su come muoversi per la città di Palermo. Fra poco approfondiremo comune parte civile contro 5 bulli. Abbiamo sentito prima il sindaco di Catania parlare proprio di quella che è una vera e propria emergenza violenza a Catania. E la pagina interna, quella dedicata alla città di Catania del quotidiano La Sicilia, parla di scene da Gomorra, spari e ritorsioni stese tra giovedì notte e venerdì tra Viale Bummacare, la zona nel villaggio di Sant'Agata. Sabato sera in via Capopassero è stata colpita a pistolettate una Fiat Panda. Ci sono delle indagini per cercare di risalire ai responsabili. E poi ancora sempre a Catania c'è la nuova centrale operativa della MTS, più sicurezza ed efficienza anche per gli autobus, gli autisti, ovviamente anche per i passeggeri. E poi c'è una sempre sulla città di Catania, il Pride, gli organizzatori dicono di essere stati discriminati, c'è la risposta della questura, provvedimenti già applicati nelle altre edizioni. Si parla anche della corsa clandestina, delle corse clandestine di cavalli sui tornanti dell'Etna, potrebbe esserci una svolta nelle indagini dei carabinieri, ce ne siamo occupati nel corso nei scorsi giorni nei nostri telegiornali. E poi una curiosità da Mister Bianco, paese
che si trova alle porte dell'Etna, ha conferito il rango di città al centro cittadino, un titolo che certifica, queste sono le parole del sindaco Corsaro, il rilievo storico e socio-economico per l'appunto del centro a pochi passi da Catania. E allora approfondiamo sempre sulla città di Catania, perché c'è alta tensione, è un tema molto dibattuto, quello della sicurezza, alta tensione nelle zone dello spaccio, sparatorie nelle periferie, sabato sera in via Capo Passero danneggiata una Panda, alcune scarcerazioni potrebbero avere cambiato gli equilibri nella spartizione delle piazze più calde. Questa è un'ipotesi ovviamente investigativa su cui si sta lavorando, su cui gli investigatori hanno acceso i riflettori. E poi, sempre sulla città di Catania, parliamo di rifiuti, che è un altro tema che dà tanto diciamo, da parlare, da discutere, è un tema dibattuto. Stiamo vedendo questa foto, come possiamo vedere, sopra i rifiuti non conformi in via Umberto, per l'appunto c'è questo cosino rosso che evidenzia come evidentemente la raccolta non sia stata fatta in maniera corretta. Il neoassessore all'ambiente Salvo Tomarchio dice: cruciale ultimare al più presto le 4 isole ecologiche e nel tempo punteremo anche a ridurre la Tari. Una buona notizia per i contribuenti, insomma si potrà forse pagare un po' meno, ma questo ovviamente avverrà nel tempo. E c'è questa possibilità di cambiare quello che è il sistema di raccolta in questo momento, soprattutto nel centro della città. Nell'800, dice l'assessore Tomarchio, se tutti si lamentano qualcosa non va, ho chiesto un incontro con le 3 imprese, si può migliorare ovunque, stiamo leggendo carte e atti di gara e quanto mi risulta il Comune diciamo, sta rispettando i tempi di pagamento delle fatture, così come le imprese stanno effettuando il servizio. Bisogna capire cosa non funziona. E allora speriamo che sul fronte della raccolta dei rifiuti ci possa essere comunque un miglioramento del servizio, si possa trovare una soluzione per rendere più pulita la città di Catania. Andiamo a Taormina. Ieri abbiamo parlato con il sindaco De Luca e ieri c'è stata di fatto poi la determinazione, quindi l'ufficialità che il Comune esce dalla Fondazione Taormina Arte, ma intanto carico e scarico merci, multati 15 operatori, c'è un giro di vite della Polizia Locale con l'entrata in vigore delle norme previste dall'ordinanza sindacale. Il transito vietato dopo le 9 sul Corso Umberto e via Teatro Greco, sanzioni da 500 euro per i trasgressori. Quindi una bella sanzione. Mantiene le promesse e fra poco andremo a vedere nel particolare proprio sulla vicenda Tao Arte. Adesso la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica con un anno di Lagalla e c'è la pagella al sindaco. Com'è il bilancio del sindaco Lagalla? Vediamo, chiaro scuro, perché è stato bocciato su strade, rifiuti e partecipate, mentre secondo ovviamente le indicazioni che arrivano da Repubblica, promosso su l'emergenza dei rotoli, come esattamente, no, certo. Sul cimitero dei rotoli, sul verde e anche sui disabili. E c'è poi un macigno che riguarda i conti, cioè il bilancio, quello del Comune. Non era un problema da poco, Angelo, no, il cimitero dei rotoli? Assolutamente no, devo dire che ha risolto o comunque ha contribuito assieme al suo assessore anche ad evitare una vera emergenza di tutti i tipi, soprattutto sanitaria, esatto. se mi passate il termine. E poi c'è il reportage con la sfida di De Luca, il reuccio di Taormina, scopriremo fra non molto il perché, l'addio ad una vera leggenda a Troia, una vita da bomber, che insomma un grande calciatore del Palermo, un grande attaccante del Palermo. Questo sulla prima pagina della edizione di Palermo di Repubblica. E adesso vedete un anno di Lagalla, ancora una volta bocciato su strade, rifiuti e partecipate. Il sindaco invece è promosso sul cimitero dei rotoli, verdi e disabili. 20 giugno 2022 l'insediamento, reso conto dei primi 12 mesi di amministrazione con il macigno del bilancio previsionale ancora da approvare, e poi c'è l'emergenza sport. E quindi insomma chiaro scuro per il momento per
il sindaco La Galla da un sindaco all'altro, perché c'è adesso, vedete, la sfida di De Luca, Reuccio di Taormina, voglio 300.000 euro per gli spettacoli. De Luca non molla. Assolutamente no, in consiglio comunale, come anticipato, passa la linea del neosindaco in lite con la regione e addio alla fondazione, gli tolgo gli immobili e chiudo l'accesso al teatro, l'ultimo tentativo di Bonafede e di Venezzi per evitare il braccio di ferro, i fan lungo il corso. Insomma, la situazione ancora non è assolutamente risolta, non è definita. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta, eccolo qui, la Gazzetta del Sud, prima pagina. Sequestrate altre navi di traghetto, mezzi della Caronte Tourist, isole minori, disagi per i residenti e anche per i turisti, l'inchiesta sulla gara regionale per coprire le rotte con le eolie e anche con Ustica. Questa è l'apertura. E poi ancora, vedete, sulla prima pagina, morì durante il fermo come nel caso di Cucchi, il 42enne deceduto a Spadafora, non archiviare, la famiglia presenta ricorso alla Corte di Cassazione. Poi due fotonotizie, a Pechino si è riaperto il dialogo tra la Cina e gli Stati Uniti e poi quanto dicevamo, il rito del Titanic, sparito il sottomarino turistico, si cercano 5 persone che erano a bordo, ma ci sono anche altre notizie sulla prima pagina del Gazzetta del Sud. Illegittimi figli delle coppie gay, la procura di Padova impugna 33 atti di nascita. Cospito, processo d'appello, il procuratore generale chiede l'ergastolo anarchico dell'attentato del 2006. E poi una notizia che ha a che fare sì con il calcio, ma che mette ansia ed apprensione alla città di Messina, e in ansia oggi l'iscrizione oppure sarà addio alla Serie C. Il termine, lo ricordiamo, scadrà alla mezzanotte di oggi. E anche qui ritroviamo la notizia di cui abbiamo già parlato, Palazzo dei Giurati, quindi diciamo il comune di Taormina esce da Tao Arte, il consiglio comunale ha detto sì con i 10 voti della maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta. Abbiamo il tempo prima di fermarci per una breve sosta per leggere anche la prima pagina del giornale di Sicilia. L'apertura è politica, parla dell'estate militante della Schlein, Elli ribatte ai tanti mal di pancia interni del Partito Democratico dopo le batoste elettorali e l'adesione alla manifestazione dei 5 Stelle. Da soli, dice il segretario del PD, non si vince. Bonaccini, mai andare a rimorchio. Questa è dunque la situazione. Poi ancora addio a un mito rosanero, la morte a 78 anni di Tanino Troia, l'attaccante di Resultana, idolo dei tifosi. E poi l'inchiesta sull'AMAP, è stato annullato il sequestro dal Tribunale del Riesame, accolte le istanze dei legali, erano stati congelati 20 milioni di euro, un sollievo per la gestione. Abbiamo il tempo per vedere anche la situazione relativa ai concerti di Vasco Rossi. Ecco il piano, strade chiuse, divieti e parcheggi, Palermo viabilità rivoluzionata per il 22 e per il 23 di giugno. E poi anche qui la notizia che si ritrova su tutte le prime pagine stamattina, la maledizione del Titanic, disperso un sottomarino che portava i turisti a vedere il relitto. A bordo c'erano 5 persone, ci sono delle ricerche nell'oceano. Questa è dunque la situazione con la rassegna stampa regionale. Io mi fermo qui, Desiree. Ci fermiamo, grazie Angelo, ci fermiamo per una breve pausa, ma rimanete con noi, tantissimi argomenti, tra poco qui a Buongiorno Sicilia, tra poco. Bentornati a Buongiorno Sicilia, la parola torna al nostro Angelo Gaiano per la rassegna stampa dei giornali nazionali. Angelo. E allora vediamo cosa scrivono invece i quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, la prima pagina, eccolo qui il titolo sulla situazione politica, soprattutto sul Partito Democratico. La Schlein da battaglia, chi non condivide la linea lo ammetta, questa è la richiesta del segretario del Partito Democratico. E poi ancora
Meloni, vertice con Macron, oggi l'incontro dopo il gelo dei mesi scorsi, la spinta per Expo 2030 a Roma. Fotonotizia per riportarci al sommergibile con i turisti che si trova, insomma, non si trova più, disperso nell'oceano. I turisti insomma, si trovavano negli abissi dell'Oceano Atlantico lungo la costa degli Stati Uniti e del Canada per visitare il relitto del Titanic. La Guardia Costiera di Boston coordina le ricerche e i soccorsi e in 5, come abbiamo già detto, erano a bordo. E poi ancora Blinken da Xi Jinping, fatti i progressi per quanto riguarda i rapporti bilaterali tra gli Stati Uniti e la Cina. Per quanto riguarda invece la vicenda dei figli delle coppie gay, PM impugnano gli atti di nascita di 33 bambini e quindi vedremo quali saranno le conseguenze. La Procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani dal 2017 ad oggi per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Questo era il motivo della registrazione. Poi la maturità, esame formato pre-Covid, quindi si torna alla situazione pre-pandemica per quanto riguarda la maturità. Questo sul Corriere della Sera. Adesso invece siamo su Repubblica, che ha proprio l'apertura sul tema dei figli delle coppie omogenitoriali, orfani per decreto, il titolo scelto dal quotidiano La Repubblica. La Procura di Padova impugna la registrazione di 33 bambini nati dal 2017, la modifica del cognome non li danneggerà, il sindaco: non si possono discriminare la testimonianza, ho un tumore e mia figlia così rischia di perdere l'altra mamma. Giustizia invece, la riforma della giustizia, il ministro Nordio vuole tagliare i processi per evasione fiscale. E poi ancora la politica con la Schlein che avvisa la minoranza del Partito Democratico: suonare lo stesso spartito. La segretaria del PD: giuste le armi a Kiev, quindi insomma una posizione ben precisa su quello che è il conflitto in Ucraina. Poi c'è un'inchiesta, le 2 vite di Marta Fascina, la regina muta di Arcore. Perché le 2 vite? Cosa dice? All'interno lo scopriremo se andiamo a vedere, abbiamo tempo, poi cercheremo di evidentemente approfondire. Poi ancora la visita del segretario di Stato degli Stati Uniti a Pechino, si incontra con Xi Jinping, è l'alba del disgelo, dice così la Repubblica. E ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, vedete, quei turisti d'oro spariti nell'abisso del Titanic. Quindi la notizia oggi è davvero presente su tutte le prime pagine dei giornali. La Stampa di Torino con il ministro Nordio: giustifica gli evasori, frase shock del guardasigilli, anche l'imprenditore onesto non può pagare tutte le tasse. Questa è la posizione del ministro. Processo alla Schlein, noi diversi dai 5 Stelle, le parole del segretario del Partito Democratico. E ancora 2 fotonotizie, vedete al centro pagina: arcobaleno fuori legge, a Padova impugnati 33 atti no alle 2 madri. E poi ancora l'altra fotonotizia: la sanità smantellata, ieri ne abbiamo parlato e ci torna oggi il quotidiano di Torino. Si è perso un medico su 5 a proposito di sanità pubblica. Ancora notizie che arrivano evidentemente anche dall'estero, la geopolitica, la stretta di mano tra il sottosegretario di Stato statunitense e il ministro cinese e diciamo il presidente cinese Xi Jinping. Serve più stabilità nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina. E poi il commento, la diplomazia del buonsenso, quello che scrive per l'appunto la Stampa questa mattina in prima pagina. E la Meloni che va da Macron, operazione disgelo per cercare di in qualche modo normalizzare i rapporti tra l'Italia e la Francia, che non sono stati, diciamo, idilliaci negli ultimi mesi. Ci sono stati diversi momenti di tensione, soprattutto con alcuni ministri del governo francese.
Vedete qui su Sole 24 Ore la notizia, Xi Blinken faccia a faccia nel lungo colloquio, primo disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina. Poi ancora leggiamo rete autostradale vicina al collasso, scrive il Sole 24 Ore, analisi di Aspi, Genova, Bologna e Firenze, i nodi con più criticità sono urgenti, il passante nel capoluogo emiliano e la gronda in quello ligure. Non so se in questa inchiesta si tiene conto anche di quella che è la situazione delle autostrade siciliane. Devo chiaramente informarmi, devo approfondire. E poi ancora vedete Tom Cruise, fotonotizia, con il suo nuovo film, la nuova Mission Impossible, nuovi studi a Roma. Possiamo leggere sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Intel in Germania doppio impianto da 30 miliardi, quindi si parla di tecnologia. E poi ancora IVAS, assicurazioni meno solvibili e meno redditizie. Questo è il dato dell'assemblea annuale, la possibilità di riscatto anticipato riconosciuto alle polizze a vite e l'aumento dei tassi di interesse mettono sotto stress le compagnie di assicurazione. Questo per i fatti strettamente economici. Adesso siamo al Messaggero, l'apertura con questa fotonotizia. Vedete l'informazione della Ragione, scrive il quotidiano romano, i valori del garantismo un fondamento per il nostro giornale, come potete vedere. Spettabili autorità, signore e signori, vi ringrazio di essere qui con proprio con noi questa sera, evidentemente 145 anni del Messaggero, la celebrazione, e poi ancora il vertice bilaterale tra gli Stati Uniti e la Cina. Non sosteniamo l'indipendenza, parla il sottosegretario di Stato e rassicura il presidente cinese su Taiwan, quindi si cerca in qualche modo di alleggerire la tensione. Meloni, vertice con Macron, un asse sulla immigrazione. E poi anche qui la politica, la Schlein punta sul Movimento 5 Stelle, da soli non si vince. Parliamo anche di maturità nel tototema D'Annunzio e intelligenza artificiale, ma per 2 studenti su 3 forte stress. Insomma, l'esame è sempre un momento importante. Dal Messaggero al Fatto Quotidiano. Forza evasori e corrotti, il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, patto fra Ministro d'Italia dei Valori, Italia Viva, chiedo scusa, via il Trojan per le tangenti. Ci sono anche azione anche con lui, nuovo piano è abolire il captatore per i reati contro la pubblica amministratori, dubbiosi sono Fratelli d'Italia e Lega, il Calendiano Costa dice Meloni sostenga il guardasigilli o va via. E poi il Giornale, temi diversi, ma si parla in questo caso dello scandalo Qatar Gate, quello che ha coinvolto il Parlamento europeo, Euro, manette Dem. Il parlamentare del PD Cozzolino interrogato 4 ore in stato di fermo a Bruxelles, ora trema il Nazareno. La Meloni all'Eliseo da Macron, primo vertice dopo 8 mesi. Twitter, la libertà è dire cose fastidiose, parla Elon Musk che da qualche mese è diventato proprietario proprio del social network. E poi ancora Libero, la Littizzetto va a prendere il denaro dei Berlusconi, la socia di Fazio va a lavorare a Mediaset, deluso chi parlava di editto bulgaro. E poi la Schlein si mette a fare l'incendiario, in riferimento alle parole pronunciate ieri dal segretario del Partito Democratico. Andiamo a vedere altre prime pagine. Avvenire, dare più accoglienza, stretta di mano con fotonotizia. Come vedete il sdigelo tra USA e Cina gioverà anche a Kiev, l'ultimatum della Schlein al Partito Democratico, giustizia, Nordio tira dritto. Questi i temi più importanti e ricorrenti stamattina sui giornali. Sul Manifesto, come sempre, c'è questa foto che accompagna il titolo principale e leggiamo bene, In Family Day, è il titolo scelto dal Manifesto. A Padova la procura impugna gli atti di nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali registrati dal 2017 ad oggi e cancella il doppio cognome. Alla Camera si discute la legge che trasforma in reato universale la gestazione per altri. I genitori non siamo criminali, questo scrivono dunque sul Manifesto. Il Tempo, per
Un'ultima prima pagina e il Tempo di Roma, il PD, grazie a Elli, tormenti democratici, si legge sulla prima pagina, dopo 3 mesi di segreteria la Schlein pesantemente criticata durante la direzione del partito. Ma ci sono anche altre notizie che magari approfondiremo più avanti. Approfondiremo più tardi. Grazie Angelo. Bene, oggi andrai al mare? E oggi non credo. Uno sguardo Una giornata piena di lavoro. Esatto, va bene. Vediamo per gli altri allora uno sguardo al meteo, vediamo che giornata sarà per la nostra Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio, sole prevalente, qualche disturbo nella seconda parte della giornata su Alpi occidentali con qualche locale temporale di calore. Alta pressione dominante sulla Sicilia che vedrà ampi spazi soleggiati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cielo sereno al più lievi velature in transito ma comunque senza effetti. Caldo intenso con temperature massime con valori compresi tra i 29 e i 34 gradi nelle ore centrali della giornata. Non cambia la situazione per quanto riguarda la giornata di mercoledì. L'alta pressione continuerà a farsi sentire su tutto il territorio quando continueremo ad avere ampi spazi di cielo sereno in un contesto decisamente asciutto. Temperature massime diurne che tenderanno a prendere qualche grado, i valori massimi infatti arriveranno a toccare anche punte di 36 gradi nelle ore centrali della giornata. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Bene, ci occupiamo della nostra pelle. Angelo, si dibatte continuamente se il sole faccia bene o male alla nostra pelle. Ne parliamo qui in studio con la dottoressa Elia Malanza. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Bene, iniziamo con una domanda. La bronzatura va ancora di moda, dottoressa? Ahimè sì, va ancora di moda, ci piace questo colore dorato sulla pelle, però dobbiamo stare molto attenti. E allora, quali sono i segreti per una bronzatura bella e sana? Iniziamo da questo. Sicuramente assumere degli integratori ancora prima di esporsi al sole. Sono degli integratori a base di carotenoidi che aiutano il nostro organismo a rispondere bene all'insulto del sole, perché comunque il sole crea un danno sulla nostra pelle. Poi prendere il sole gradualmente, quindi iniziare ad esporsi nelle ore meno calde, mettere sulla pelle della protezione solare ad alto grado di protezione, tipo una 50+, soprattutto su volto, spalle e per le prime décolleté. esposizioni soprattutto. Soprattutto per le prime esposizioni. Ovviamente un fattore di protezione così alto, i pazienti più chiari, di carnagioni, i fototipi più chiari come me e te, Esatto. devono assolutamente mantenerla per tutta l'estate. Chiariamo che la protezione va messa non solo al mare, dottoressa, questa è una cosa importante perché Assolutamente di vero. solito si associa la protezione solare al mare, ma prendiamo il sole, Angelo, anche in macchina, anche in città normalmente, poi nella nostra terra Mentre si soprattutto. guida si può mettere la protezione. Bisogna Si deve, mettere la protezione. perché il sole che noi prendiamo in macchina, quindi attraverso un vetro, è più dannoso del sole diretto, perché il vetro filtra quei raggi solari che in realtà sono protettivi della nostra pelle, mentre invece quando lo prendiamo al mare o in montagna o in campagna, comunque noi andiamo a prendere sia gli UVA che gli UVB. Come scegliere il prodotto più adatto alla nostra pelle? Perché appunto lo dicevamo prima, è importante anche capire il fototipo in base alla persona, ecco, non tutti i tipi di pelle sono uguali. Oggi le aziende ci vengono incontro, esistono tantissime protezioni solari dove non solo scegliamo la fotoprotezione, quindi una 30, una 50, una 50+, ma scegliamo anche come è stata formulata la protezione solare, quindi ci sono protezioni solari per pelli grasse o per pelli sensibili o con dei brevetti particolari che ci proteggono dalla formazione delle macchie. E invece le chiedo la beauty routine, perché a volte mi confondo, ma la protezione solare, perché noi donne, Angelo sappia, abbiamo il siero, la crema, poi c'è la fase del trucco, il make-up, Certo. quindi facciamo un attimo chiarezza per tutte le donne in ascolto su
Esatto, una beauty routine giornaliera, quindi quando mettere la protezione solare. Partiamo da cosa? Dalla detersione, immagino. Assolutamente dalla detersione. Dopo aver asciugato delicatamente il viso, vaporizziamo sul volto l'acqua termale. E qua nel frattempo c'è sul monitor, se la regia me lo manda per il nostro pubblico, diciamo una bronzatura non proprio sana. Una direi. mascherina proprio. Ecco, quindi sì, continua. Quindi dopo l'acqua termale andiamo a mettere un siero, un contorno occhi nelle parti specifiche e poi mettiamo la crema che può avere la protezione solare direttamente all'interno, oppure dopo la crema, che può essere magari un anti-aging, mettiamo la protezione solare, quindi è a chiusura di tutto, perché altrimenti tutto ciò che mettiamo sopra la protezione solare non penetra. Ma questo, scusami Desiree, per la donna, diciamo, gli uomini non credo allora, facciano per fortuna utilizzo oggi di questi... anche gli uomini si curano di più, quindi la detersione è importante anche per l'uomo. Io non parlavo della detersione. Però magari un siero sarebbe importante per loro che solitamente hanno la pelle un po' più grassa, e poi la protezione solare. Benissimo, allora io non immagino in realtà gli uomini davanti allo specchio per un quarto d'ora per poter insomma effettuare tutte queste operazioni, perché portano via del tempo, no? Noi sappiamo che mentre la donna impiega, che ne so, 20 minuti per la beauty routine. Esattamente, diciamo che l'uomo abitualmente lava la faccia. Vabbè, 5 minuti, lava il viso velocemente, asciuga, mette il siero, magari si va a vestire e poi chiude con la protezione solare. Ok. Un'altra domanda, dottoressa, è vero che delle brutte scottature spesso in età giovanili, quindi da bambini o da ragazzini, possono poi aumentare in età adulta il rischio di melanoma, quindi magari a volte i bimbi si scottano soprattutto sulla zona delle spalle. Vabbè, non fa niente, si prova a mettere un po' di crema calmante, ma questo poi può favorire la formazione di melanomi in età adulta. Sì, non solo di melanomi, quindi comunque qualunque danno noi facciamo alla pelle lo piangiamo successivamente e quindi aumenta il rischio di melanoma, aumenta il rischio di macchie alla pelle o comunque di qualunque patologia della pelle, perché è come se noi la invecchiassimo più rapidamente e quindi lei si protegge meno bene. Un altro argomento molto importante, i nei. Come gestirli? Come bisogna stare attenti al loro cambiamento? Normalmente andrebbe fatta una mappatura l'anno, mai durante il periodo estivo, poiché i nei si infiammano, quindi noi non li vediamo benissimo alla videodermatoscopia, quindi si aspetta sempre di farla o prima dell'estate o dopo almeno un mese che uno ha smesso di fare esposizione solare, in modo tale che l'infiammazione rientri. Come stare attenti, perché comunque un'autovalutazione è importante. Esatto, come riconosciamo se c'è qualcosa che non va? Dobbiamo stare attenti al colore, alla forma, se crescono rapidamente, quindi comunque guardarsi è importante, un po' come l'autopalpazione del seno che fanno le donne. Sì. Conoscere il corpo fa sempre bene, anche per la pelle è lo stesso discorso. Assolutamente sì, consideri che la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo, quindi è fondamentale curarlo e dare la stessa attenzione che diamo agli altri organi. Bene dottoressa, parliamo di eritemi solari. Cosa fare e cosa non fare? Abbiamo dato un sacco di consigli sulla protezione solare, ma ecco, se questi non provare a non avere un eritema solare. Esatto. Ma per gli irriducibili della tintarella, come si fa a convincerli a non esporsi al punto tale da avere l'eritema? No, non ce la fai a convincerli, perché sono convinti che non faccia male e soprattutto sono convinti che se mettono la protezione solare non si abbronzano. Questa cosa non è vera, quindi magari l'irriducibile non metterà mai la protezione 50, ma almeno una protezione 30 la metta. E poi magari ripeterla dopo un bagno, ripeterla dopo aver sudato, è importantissimo, altrimenti il fattore di protezione si riduce. Se però tutto questo non viene fatto e viene l'eritema, magari usiamo delle creme specifiche che riducono rapidamente l'infiammazione, quindi non necessariamente il classico barattolone da supermercato, ma compriamo un prodotto specifico. Le faccio una domanda, tu hai sentito mai parlare di frullati di carote?
Sì, per abbronzarsi. No, per abbronzarsi Con la no. birra dentro. No, questo, Esatto. questo no, però io in genere frullato... Cioè sono dei falsi miti o c'è qualcosa di vero in questo? Allora, è vero che se applichiamo sulla pelle non tanto il frullato di carota ma qualcosa a base di olio o birra acceleriamo l'abbronzatura, però creiamo un danno infinito alla nostra pelle. Il profumo di birra sotto l'ombrellone direi che non è Non è il massimo. non è il massimo. No. Assolutamente no. Allora Io- parliamo di... Sì, Angelo, no, prego. cioè, la mia curiosità è che prima abbiamo parlato degli irriducibili che per tutto l'anno sono abbronzati, perché fanno le lampade, perché stiamo in Sicilia, abbiamo tanto sole naturale, ma sono quelli che vanno a cercare l'abbronzatura che non è, diciamo, quella dei raggi solari, ma quella creata in laboratorio, su un lettino ci sono le lampade. Ora, la persona che si abbronza tutto l'anno, arriva la stagione estiva, sono un profano chiaramente, con una maggiore protezione rispetto agli altri? Sì. Questa è l'osservazione che mi viene da fare. Sì, assolutamente. Se la lampada viene fatta bene, e cosa vuol dire viene fatta bene? Quindi che l'apparecchiatura è nuova, viene revisionata, quindi vengono cambiate le lampade all'interno e il paziente che va a fare la lampada mette la protezione solare, quell'abbronzatura per quanto artificiale fa bene all'organismo. Però dottoressa, a proposito di questo, parliamo di abbronzatura, raggi naturali e non, e invecchiamento della pelle. L'invecchiamento ovviamente accelera. Esatto. Consideriamo che comunque questi raggi UV stimolano i radicali liberi all'interno della nostra pelle e quindi la pelle invecchia prima, ma anche i raggi naturali fanno invecchiare prima la nostra pelle, quindi il sole invecchia. Non so se vi ricordate che le nobildonne una volta avevano la pelle bianca, si riconosceva il popolo perché era abbronzato, il popolo invecchiava prima, la nobildonna invecchiava dopo, quindi comunque il sole invecchia. Esatto, non c'è un modo per essere belli abbronzati e giovani. Bisogna, diciamo, curare la pelle tantissimo, sia con integratori per bocca sia con trattamenti di medicina estetica che possono permettere alla pelle di rimanere giovane più a lungo nonostante abbronzata. Dottoressa, un'ultima domanda, andiamo per insomma, l'estate, la stagione dei bagni e quindi meduse. Cosa può consigliarci se facendo un bagno ci punge, ecco, una medusa? Sarebbe fantastico avere dietro quei dopo pic che sono a base di ammoniaca, in alcuni casi potrebbe non accadere. Raccontiamo una cosa che fanno tutti ma che è vera: a volte fare la pipì sull'ustione da medusa poiché contiene ammoniaca esatto. Aiuta subito, però comunque sicuramente portare dietro, soprattutto per chi ha bambini, dei prodotti specifici per il dopo pic. Ma è soltanto la medusa che può provocare un problema sulla scottatura, diciamo, da abbronzatura, oppure anche qualsiasi altro insetto ci può provocare qualche altro problema? È un insulto diverso, però nel periodo estivo la natura in primavera si risveglia, quindi ci sono tanti insetti, ci sono le api, ahimè ci sono le zanzare, noi ne abbiamo tantissime e quindi anche questi altri insetti possono creare un po' di insulti sulla pelle e alcuni pazienti un po' più sensibili, la classica puntura da zanzara poi diventa un bubbone, quindi grande, caldo, e lì bisogna intervenire anche con delle creme specifiche antistaminiche a base di cortisone. Soprattutto ai bambini. Sì, e quando si grattano poi si può creare un danno un po' più importante alla pelle e quindi più permanente. Esempio, a volte una cosa che si chiama dermatofibroma è un pallino duro che anche a volte, se rimosso, ritorna. Causato dalla puntura di insetto? Causato da puntura di insetto, sì. Bene, ringraziamo la dottoressa. Ne sappiamo certamente di più stamattina. Ne sappiamo di più, esatto, sì, ci torneremo su questo argomento sicuramente. Grazie alla dottoressa Eliana Lanza per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco parleremo di capelli, perché non solo la pelle ha bisogno di protezione, ma anche i capelli. Allora, buongiorno Sicilia, parleremo di questo, non mancate. Bentornati a
da Buongiorno Sicilia. Bene, quello che non tutti sanno è che non è solo la pelle, Angelo, a soffrire il caldo, insomma l'estate, ma sono anche i capelli. Lo scopriamo qui in studio con un esperto, Tony Pellegrino, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo subito da una cosa curiosa, Tony, perché sappiamo che il nutrimento del nostro corpo arriva da dentro, ma è curioso pensare che anche i capelli si possano nutrire appunto da dentro. Assolutamente, ma principalmente i capelli si nutrono da ciò che si mangia, da come si vive. Tu lo sapevi questo? E da come Angelo? ci si sente. Beh, sapevo che no? chiaramente il nutrimento arrivava dall'interno, però quello che mi impressionava di più pensavo fossero gli agenti atmosferici che potessero in qualche modo interferire. Esatto, no? anche. Diciamo che poco fa ho sentito la piacevolmente della dottoressa Leanza, cioè i capelli subiscono in positivo e in negativo tutto ciò che noi dall'interno facciamo, così come anche dall'esterno, quindi gli agenti atmosferici e quant'altro. E quindi le tisane per capelli, se mi fai una breve... Ma la tisana è più che altro, non è che sia non è che abbia dei principi attivi particolari per i capelli. D'estate la tisana è assolutamente consigliabile se magari si è come me che mi annoia bere solo acqua, non dovrei bere vino, non dovrei bere altro per ovvie ragioni da prova costume, allora la tisana, soprattutto se è raffreddata, è una scusa per assimilare più acqua e quindi fare. Ma ci sono delle del tisane bene. specifiche per il benessere dei capelli, appunto? Proprio specifica no, per il cuoio capelluto magari sì, che so, a base di zenzero per asciugare, ma di specifico proprio per i capelli che io sappiano. E alcuni alimenti che possono favorire magari la brillantezza del cuoio capelluto o la salute appunto dei capelli? Tutte le verdure a foglia verde che hanno la clorofilla e quindi contribuiscono chiaramente a migliorare la salute dei capelli, e poi, ripeto, acqua e quindi frutte e verdure che trattengono e che hanno tanta acqua all'interno. Bene, ma tu sei appena tornato dalla Fashion Week, parliamo delle ultime tendenze moda in tema di capelli per la stagione estiva. Cosa hai trovato? Allora, sì, sono appena tornato dalla Fashion Week, per quanto riguarda l'uomo c'è un dato importante. Sono interessato. Esatto. I capelli iniziano ad ammorbidirsi, iniziano ad allungare. Angelo, I miei capelli sono che non ti abbastanza... ritrovi Ma con guarda, una noi siamo un capigliatura po', lunga. noi devo dire, siamo un po' in linea, se vogliamo, per quanto riguarda il concetto di allungamento, anche perché ci sono state lunghe stagioni di rasature molto importanti, di capelli super corti, quindi adesso iniziano nuovamente Ora va dettato più che altro anche da una moda, perché poi si seguono degli esempi, no? Faccio il caso dei calciatori. I calciatori a un certo punto hanno deciso di avere questo taglio molto aggressivo, direi, al limite, e quindi molti giovani che vanno a imitare i loro idoli si sono ispirati a loro. Sì, diciamo che il mondo del calcio è un mondo che fa un po' da trendsetter e quindi attira e attrae una fetta di persone. Poi chiaramente c'è chi si ispira a tanto altro, al cinema piuttosto che all'arte e quant'altro ancora, comunque a dei personaggi pubblici, ma è così. Diciamo che l'era del rasato e della riga laterale super tirato indietro è passata. È passato. E per quanto riguarda invece il mondo femminile, ci sono delle star In a Italia cui bisogna ispirarsi? untouchable, l'intoccabile Chiara Ferragni, direi che lei è proprio l'intoccabile. E quindi il taglio retto, ecco. Il taglio retto quest'anno ha spopolato. Io ci sono, diciamo. Tu ci sei, sei una versione allungata, il taglio retto ha spopolato. Diciamo che col taglio retto si vince facile, perché è come un po' per noi uomini il blazer, no? Il doppio petto. È sempre verde, funziona sempre, può cambiare qualche dettaglio da stagione a stagione o da decade a decade, ma di fatto il taglio retto vince. Bene, invece molte donne, Tony, un po' come me, hanno il problema di gestire i capelli in estate, sai, i lavaggi frequenti, la salsedine, che consigli possiamo dare a loro? Allora, innanzitutto scegliere, sembra un discorso di parte, no? Ma scegliere
e farsi aiutare dal proprio parrucchiere scegliendo, a parte le attività da fare sui capelli, quindi il modo per come gestirli, scegliere il prodotto giusto. Perché all'interno dei prodotti ci sono dei principi attivi che possono essere più o meno utili per i capelli. Non è vero che il parrucchiere vuole solo vendere prodotti, anzi magari servono i prodotti per capelli. magari riuscisse a farlo, magari riuscisse a farlo. Il parrucchiere è un po' come il medico, no? Ti dà la ricetta perché tocca con mano i tuoi capelli e fondamentalmente va capito che d'estate ogni tipologia ha bisogno della sua ricetta. Che so, nel tuo caso per esempio, quale potrebbe essere il consiglio più esatto, quale adatto? potrebbe essere Ecco, così magari a casa vedono e hanno un esempio diretto. Innanzitutto andare, cioè esporsi al sole con una protezione messa sui capelli. Allora, a volte si dice, ma la protezione per le mani, la protezione per gli occhi, la protezione per quello, ci vuole siamo super protetti. Ci vuole uno zaino solo o una borsa una solo. 24 ore, sì, una 24 ore con dentro tutti questi prodotti. E alla fine della fiera, adesso dico il contrario di quello che ho detto prima, se non si ha una protezione per capelli, prendete la classica crema protettiva per il corpo, passatela sui capelli. Semplifichiamo quindi. Assolutamente, perché fa bene, a parte essere comunque molto nutriente, riesce a proteggere i capelli. Ma il mare? Quanto incide l'acqua del mare? No, la salsedine soprattutto, cioè, perché dire, spesso si fa il bagno e si esce e si lascia sui capelli. Sì. Allora, la salsedine incide tantissimo, chiaramente, perché una volta che poi è corrosiva, una volta che si asciuga sui capelli, da quell'effetto di secchezza. Il fatto è che si espande e questa espansione sui capelli che la assorbono non è che faccia così tanto bene. Detto ciò, la cosa migliore è sciacquarli subito, se è possibile con acqua dolce, se non è possibile mettere su della crema in maniera tale che gli oli essenziali della crema riescono ad ammorbidire questo effetto. Poi c'è chi invece non li sciacqua mai, manco quando torna a casa, e lo capisco, parlo delle persone con i capelli lunghi o le persone che li hanno sottili, perché la salsedine, la brezza marina, questo po' di sporchino che rimane anche un alle po' di creme, fascino. Volume, che cosa fa? Sì, dà questo effetto, in inglese si chiama sea salt, no? Quindi questo sale marino, no? I capelli un po' brezza crespi, marina, esatto, sì, quel mosso naturale, esatto. Quell'ondulato, bravo, quell'ondulato che nessun parrucchiere sapiente ad oggi ha ancora riuscito, me compreso, ad imitare. Il famoso effetto mare. L'effetto mare, il cosiddetto beach wave. Ma fa danno questo ai capelli, Tony? Bene non fa. Certo, se lo facciamo è un po' come un bicchiere di vino, no? Se lo beviamo 7 volte al giorno non è tanto indicato. Una volta a pasto o ogni 2 giorni male non fa. Quindi se poi si torna a casa si sciacquano, o quantomeno l'indomani, voglio dire, non è morto nessuno per questo. Quali sono i consigli di Tony Pellegrino per essere ordinate anche in spiaggia? Qual è la tendenza? Un foulard, una treccia? La treccia per chi ha i capelli lunghi, assolutamente, una mistura tra crema abbronzante, una cera e un gel per portarli tutti indietro, quindi la cosa fondamentale è semplificarsi la vita, cercare di uscire fuori dai meccanismi devo fare per forza questo perché questo è quello che mi hanno detto, la spazzo, cioè qualsiasi cosa va bene purché si arrivi all'obiettivo, ma la tendenza maggiore oggi in spiaggia è, per chi ha i capelli lunghi soprattutto, è portare in spiaggia i capelli da sera sdrammatizzandoli, quindi scignon alti, code alte, capelli raccolti, quindi in spiaggia il glamour, deve essere sempre chic ed eleganti anche in spiaggia. Sì, togliamo i tacchi dalle spiagge, esatto, e lasciamo i capelli raccolti, quello. Che non è esatto. il massimo non è da neanche vedere. il massimo della comodità, diciamo. Soprattutto. I tacchi in spiaggia. No, i tacchi in spiaggia, io dico, i tacchi in spiaggia sono fuori luogo assolutamente. Proviamo a essere chic, eleganti con le acconciature. Bravo. La più imitata hai detto Chiara Ferragni, ma vengono da te in salone e ti dicono voglio essere come Chiara Ferragni? Ma come Chiara Ferragni, come oggi con i social poi si va oltre chiaramente ai nostri confini, quindi le Kardashian sono super imitate, intoccabili pure loro, ma di personaggi ce ne sono tantissimi. Abbiamo un'altra molto imitata invece per quanto riguarda i capelli lunghi che è Bianca Balti.
dalle ragazzine più giovani c'è la famosissima top model, che tra l'altro ho avuto pure il piacere di pettinare ultimamente, che è Stella Maxwell. Il suo colore, sarebbe Ti ho un po' visto pettinare anche la famosa top model Eva Erzigova. Everzikova, sì, Everzikova, favolosissima persona anche lei. Ecco, il trend poi la imitano parecchio, diciamo, le persone, le donne che chiaramente hanno oltrepassato i 40, quindi non più troppe costruzioni, quello che ho lo valorizzo al meglio ma senza complicarmi troppo la vita, ecco, questo è. Bene, ringraziamo. Hai un'altra domanda? No, assolutamente. Ringraziamo. No, una curiosità però ce l'ho, benvenuta in questo momento. Capelli lunghi accompagnati, per gli uomini ovviamente, anche con basettoni, poi gli anni 70? Sì, allora c'è questo... Benvenuta in questo momento. Allora, guarda che c'è questo trend che arriva dagli anni 70 ed è un mix proprio anglosassone, se vogliamo, proprio germanico-inglese, no? Capelli lunghi, corti sopra, rasati di qua. Tu seguirai questa moda, basette, Angelo, mi chiedo. Ma devo dire che è un trend che appartiene tanto al nord Europa, un po' il blocco del nord del mondo e un po' meno il nostro... Quello mediterraneo. Mediterraneo barra latino. Noi siamo un po' più morbidi in questo senso. Vabbè. Bene, grazie ai consigli di Tony Pellegrino, grazie per essere stato con Grazie noi. a te, Noi ci grazie a fermiamo voi. un attimo per una breve pausa. Buongiorno Sicilia, torna tra pochissimo, non mancate. Bentornati a Buongiorno Sicilia, parliamo di musica, loro sono una band musicale, il loro gruppo nasce con lo scopo di riproporre la musica siciliana tradizionale e di ricerca. A proposito di questo, Angelo, sentiamo un piccolo pezzetto di una loro canzone bellissima, è un brano siciliano, Quando Virattia, regia. In studio il frontman del gruppo Davide Urso e il discografico Giuseppe Strazzeri. Buongiorno. Buongiorno. Allora ragazzi, partiamo subito dal nome. Io dico non togliendo niente a nessuno. Esattamente. Non è, voglio dire, non vuole essere un appunto. Il nome I Beddi si chiama, no? Angelo? Ognuno poi alla Beddi. fine sceglie, no, il Perché nome la che si scelta sente più addosso. di questo È una nome? storia tutta casuale. È iniziato il gruppo nel 2005, che c'era una cantante che veniva da un altro gruppo che veniva chiamata Bed. Quindi quando abbiamo E iniziato... com'era lei? Bed, si chiama Ok. Simona. E a un certo punto poi dice: ma voi come vi chiamate? Siete un duo? Ancora all'inizio eravamo un duo, poi ora siamo in 7, siamo famiglia moltiplicati. no? Sì. E dice: allora lei si chiama Bed e voi vi chiamate i Beddi. Hanno preso la bellezza di lei e se la sono fatta loro, Esatto, capito? se la sono... Io dico sempre, la bellezza che abbiamo dentro noi una sintesi siciliani. interessante. Quindi io mi salvo così, la bellezza che noi siciliani abbiamo dentro in quello che vogliamo raccontare. poi e mi Beddi salvo in siciliano, così. voglio dire, non è proprio il senso della parola, no? Sono di quelle parole siciliane che... Beh, è una parola a tutto tondo, no? A Esatto. 360 gradi, perché significa tanto, non solo quello che è l'aspetto esteriore, ma quello che c'è dentro ognuno di noi. A noi ci interessa che il nome arrivi, la gente non se lo dimentica, siamo una band, quindi avere un nome che comunque Beddi. conquista. E poi siete è arrivati importante. ad essere una band composta da 7 elementi, quindi spiegami come vi siete ritrovati. Perché negli anni abbiamo prima fatto tanti anni di ricerca sulla musica tradizionale, poi però abbiamo sentito l'esigenza di contaminare e quindi di unire il folk a nuovi generi, quindi il blues, il country, il pop, e quindi questo aveva bisogno anche di nuovi strumenti e nuovi musicisti, quindi man mano la zampogna insieme alla batteria, il flauto di canna insieme alla chitarra elettrica abbiamo costruito quello che oggi è i Beddi, quindi questo progetto che è folk, pop, Ma world. le influenze, le vostre influenze, da cosa sono dettate? Dalla tradizione siciliana, dalla musica nostra tradizionale? Ho sentito però dei suoni che non sono soltanto siciliani in quello che prima abbiamo ascoltato. Ogni musicista, ogni artista della band ha una storia. Io per esempio ascolto moltissimo i cantautori italiani, da De André a Guccini, e amo molto fare la Quindi ricerca. la scuola dei cantautori fine degli anni 70, metà degli anni 80, Sì, diciamo amo così. moltissimo quel filone proprio di poesia.
che io proprio apprezzo, e amo anche fare la ricerca della letteratura tradizionale, quindi dalle ottave ai proverbi. Poi ognuno di noi c'è quello che suona blues, quello che è jazz, il diplomato in musica classica, quindi ognuno porta dentro la band un mondo diverso che poi fuso insieme è quello che abbiamo costruito, un gruppo che non ha nessun altro gruppo, diciamo, nel mondo discografico. Però la domanda che voglio fare al discografico è: ma un discografico come arriva a un gruppo che fa musica che magari forse da un punto di vista commerciale probabilmente non attira tantissimo, no? Io sono un discografico totalmente strano, se vogliamo, atipico assolutamente, no? Perché io dico sempre gli artisti miei più giovani hanno 67 anni, ecco, nel senso che... Punti sui giovani. Punti sui giovani. Esatto, punto sui giovani, sui nuovi talenti, soprattutto, no, il bello è questo, essendo siciliana, l'etichetta è siciliana, bisogna dare spinta a determinati artisti. Nel loro caso c'è anche molta cultura e quindi anche riportare i giovani ad ascoltare la nostra musicalità siciliana con dei testi studiati, perché Davide dovevo dare atto che è uno studioso anche e quindi cerca dei testi antichi, li rimodernizza. Ecco, questo dovrebbe arrivare addirittura anche ancora più giovani nelle scuole, perché la nostra cultura se no si va perdendo, no? Ma a proposito di questo, Giuseppe, il mercato siciliano com'è? Il mercato siciliano, beh, ti posso dire, è molto particolare, è un mercato a sé. Io vi dico, lavorando spesso con l'estero, mi rendo conto che, anche importando artisti esteri, mi rendo conto che la Sicilia è sempre quella meno attenta in quest'ultimo periodo. Se abbiamo avuto un exploit incredibile negli anni 90, quando Catania era una città rock, oggi Catania è una città che ancora, secondo me, non ha una vera identità musicale, è forse più nel rap chiaramente, ma è quasi una nicchia nascosta dove però ci sono tanti talenti. Musicalmente la Sicilia è piena di talenti che bisognerebbe veramente spingerli, però c'è molta indifferenza, vi dico, poca curiosità, ecco, diciamo che è questo. A proposito di questo, Quando Virattia, il brano che abbiamo ascoltato prima, è stato uno dei più cliccati, insomma è andato benissimo. Su Quando Virattia c'è anche una leggenda strana, perché in pratica è stato un brano coverizzato, ma soprattutto in Calabria, e io vi dico, da editore molte volte mi ritrovo a dire Quando Virattia è un brano popolare calabrese. No, non è un brano della popolare calabrese, Quando Virattia è un brano siciliano, scritto da Davide, però che l'hanno utilizzato per tantissime l'hanno ricoverizzato tante persone. Hanno inciso anche scusi, se no, certo, dei dischi dove c'era scritto Quando Virattia tradizionale. Tradizionale. Cioè, fate un disco e neanche vi informate. E vi dirò, questa cosa succede spesso. Un po' però mi riempie di orgoglio, vuol dire che è entrato proprio nella radice culturale, è entrato proprio nel insomma, diciamo, la Calabria non è poi tanto distante dalla nostra terra e quindi influenze di carattere etnico possono certo, diciamo miscelarsi con quello che poi è anche la tradizione musicale calabrese. Per rispondere alla tua domanda, secondo me noi ci siamo incontrati con i Beddi, con lui, perché il nostro percorso verso il cantautorato negli anni si è strutturato e quindi ci siamo incontrati con lui che vuole ampliare la sua etichetta dal jazz al classico fino al cantautorato siciliano. Voglio quindi diventare dal folk bello anche io. Siamo arrivati al cantautorato, sì, ci siamo incontrati. Esatto. Non ci vuole popizzare troppo, io ti tengo ancora all'etnico, quindi spingiamo un po' e troviamo delle punto sintesi. di mediazione, diciamo, Devi arrivare se vuoi fare questo mestiere, quindi in un modo o nell'altro. E poi loro, Angelo, trattano dei temi insomma molto particolari che fanno molto discutere le loro canzoni. Parliamo del nuovo singolo, La mia Africa, che tratta un argomento di grande attualità, una grande emergenza internazionale. Ce lo raccontate? Allora, io insieme all'altro autore, si chiama Ture Most, Salvatore Mostaccio, che è un grandissimo cantautore di riposto, che ci ricorda già qualcosa, abbiamo pensato di dare come si dice, una testimonianza di quello che è un argomento molto trattato, però a volte sembra, dice, vabbè, l'hanno trattato in tanti, e dice basta. No, invece è un tema attualissimo. E ci siamo concentrati su un tema nuovo, cioè il diritto all'identità dei morti nel Mediterraneo.
contemporaneo. C'è l'Università di Milano con l'Istituto di Antropologia Forense che sta provando a ridare un'identità a questi morti, lavorando su quello che i migranti portano nelle giacche, nascosti in delle buste. Per esempio un migrante morto, un giovane ragazzo aveva nascosto, si era portato la pagella scolastica. Quindi immaginiamo già, quindi questa cosa anche proprio rattrice le speranze, i sogni e il desiderio di questo ragazzo. Dice io vado lì. La pagella scolastica per avere un'opportunità. È una sua di presentazione, trovare no? un lavoro, Un curriculum molto primitivo. Esatto, sì. Quindi noi quindi questa voglia di dire anche proprio testimoniare parlandone basta. Noi, E quindi mi raccontavi di queste pagelle trovate poi pagelle, in mare. si portavano la loro sabbia, la loro terra, anelli, documenti, cioè ognuno porta qualcosa e quindi proviamo a dare un'identità, quindi questa università che ci ha ispirato, il Labanov, prova a dare quindi questa dignità a delle storie che se non hanno nome non sono storie. E quindi abbiamo lo studio che dicevamo prima, no? Dietro la musica c'è studio. E quindi questa unione tra questa musica cantautorale dei Baddi e l'indie pop di questo giovane Ne vediamo artista un Dure pezzetto Most. di La mia Africa, lo chiediamo alla regia se abbiamo il video. Di Giuseppe Gonzales, che è il nostro amico regista. Vediamo se possiamo andare a tutto schermo, magari possiamo vedere la clip. E poi Bene, questa è La mia Africa dei Baddi, Cercavamo cercavamo di capire quali possono essere le varie contaminazioni, le varie Esattamente. ispirazioni. Allora, gli altri 6 Baddi ce li vuoi presentare? Allora, Chi sono? il cantante che avete visto, che si vede in questo video sempre, che gira, si chiama Mimister Antino, lui è un cantautore di Taormina. Poi abbiamo anche il bassista e produttore artistico Ottavio Leo, alla batteria c'è Alessio Carastro, chitarra elettrica Francesco Frudà, il nuovo arrivo, la nostra vocalist Noemi Carpinato, e poi chi è che ho dimenticato qualcuno sicuro? Il nostro polistrumentista Giampaolo Nunzio, e poi ci sono io che faccio un po' da coordinatore, poi recito durante i live, queste ottave, queste introduzioni ai brani. Bene, una domanda a Giuseppe, tu hai creduto in questi ragazzi, progetti per il futuro? Beh, progetti per il futuro ce ne sono tanti. Vabbè, innanzitutto quest'estate avranno già da tanti impegni a livello di live, di concerti. E poi il prossimo sì, tra qualche giorno saranno al Centro Zoo, poi avranno una grandissima, tanti impegni che potranno vedere casomai le persone anche sul loro sito. E niente, poi a settembre si ripartirà e chissà, vediamo col nazionale quello che succede. Speriamo di ritornare negli Stati Uniti, dove a ottobre abbiamo fatto 10 concerti in giro per l'università da Harvard a New York. Apprezzato? Sì. Ci sono tanti siciliani, Diciamo, no? Ma ci sono anche tanti siciliani, tanti musicisti che stanno già lì da tanti anni, ma che hanno origine siciliana. Cioè, ragazzi, siamo in tutto il mondo e questa è la cosa bella, no? Va bene, noi di Buongiorno Sicilia vi seguiremo sicuramente. Grazie. Intanto grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Urso dei Baddi, Giuseppe Strazzeri, il Grazie. discografico, e noi ci fermiamo con il promo d'insieme, quindi ridiamo un po', Angelo, vediamo. Mi chiamo Sbaglio, 10 anni che faccio i tatuaggi e sbaglio. È arrivato un cliente nel mio studio e ha detto: me la fai una scritta qui, perdonami mamma? C'è scritto per domani mamma. Ha fatto e mo non so cancellare, io so solo aggiungere. Se n'è andato con la scritta per domani mamma, chi hai cucinato? Tutta una questione di sbaglio. Perché non sbaglio, ma quando sbaglio. Ho fatto sempre tatuaggi sbagliati. Solo una volta è venuto bene quando feci una zanzara in fronte a mio nonno. Arrivati il giorno dopo il nonno ha fatto: senti, sotto vuoi scrivere, è finta, perché tua nonna sera accende la luce e mi ha buffe mazzate. Io non sono clienti normali, sono clienti assurdi. Arrivano e fanno domande assurde. Scusa, voglio regalare un tatuaggio a mio fratello, ma te lo devo portare qui? No, ce lo faccio per telefono. Pronto, sono la signora che si è tatuata la cartina geografica dell'Italia sulla coscia. Ma che mi hai fatto? Pure il fiume con gli affluenti? No, signor, che le sono che viene varicose. Scusa. Fa un tatuaggio dietro la schiena, ma c'è un problema, c'ho i funghi. E ti faccio a Mario Bros, chi le zoom. Mi tatuare la Torre Eiffel, perché io adoro Barcellona. No, ma fatto Colosseo perché Palermo pure è bella.
cerco di stare attento e non sbagliare, ma sbaglio, ma quando sbaglio. È arrivata una ragazza mentre stavo lavorando, mi guarda e fa: ciao, sto cercando un tatuatore di fiducia. Io ne avevo uno, poi è morto. Poi ne ho trovato un altro sul corso, molto ma molto bravo, ma neanche il tempo di finire il tatuaggio, ho fatto un incidente e morto. Poi girando, fortunatamente ho trovato a te. E non dare, ti ho fatto una docina. Mi fai una scritta dietro la schiena, io non sono scemo, che dicono che io sono scemo, ma io non sono scemo. Fossi scemo, dice allora tu sei scemo, ma io non sono mai stato scemo, perché dicono che io sono scemo? Perché se uno è scemo mi spiace, io sono scemo, ma io non sono mai stato scemo. Ho detto vabbè gira, dice scritto confermati, chi sei scemo veramente? È arrivato un signore che lavorava in aeroporto, ha detto fra io sto andando in pensione, mi devi fare un tatuaggio come dico io. Allora, qua voglio la pista dell'aeroporto illuminata di notte, poi mi devi fare l'aeroporto più dietro, con i vetri perché si devono vedere i miei parenti che mi salutano. Poi più qua un aereo che decolla e più qua un aereo che atterra. Quanto mi verrebbe a costare? Siamo intorno ai 4.800 euro. Fammi solo la pista, io dico che sto sciopero. I venti sono assurdi. È arrivato un parcheggiatore abusivo, ha detto fammi 7 macchine dietro la schiena. Ho detto come te le metto? Ha detto lascia le chiavi vicino, ci penso io. È arrivato uno, ha detto fra mi devi fare il tatuaggio del supereroe. Ce l'hai fatto a tutti i miei amici e me li fa pure a me. Ho detto non te lo posso fare perché è finito l'inchiostro proprio oggi. Se vieni domani lo facciamo. E lui, supereroe, ce l'hai fatta a tutti i miei amici, ma lo fai pure a me. Allora, non te lo posso fare perché è finito l'inchiostro proprio oggi. Se vieni domani lo facciamo. E lui, supereroe, ci fatta a tutti i miei amici, ma lo fai pure a me. Domani. E lui, ora, io, non pensare a quello che c'è nella tua testa, pensa a quello che ti sto dicendo. L'inchiostro, finito. E lui, ho capito perché non me lo vuoi fare. Non me lo vuoi fare perché non mi hai riconosciuto. Tu non hai capito io a chi sono figlio. Allora, se tuo padre vende l'inchiostro, te lo posso fare, se no non potevo fare niente. Tu me le fai, non lo posso fare, tu me le fai, non lo posso fare. O mi fai il supereroe o ti sparo. Ci ho fatto l'uomo invisibile e se ne chiudo tutto con te. Mi ha chiamato il giorno dopo, ha detto sono con i miei amici, glielo voglio far vedere, ma che cazzo me l'hai fatto che hanno troppo? Che non sbaglio, ma quando sbaglio. Nino Bacucci. E le risate sono assicurate con Insieme Show, appuntamento imperdibile questa sera alle 21:30. Bene, occupiamoci di spettacolo, Angelo, parliamo di spettacolo. In collegamento con noi il nostro astrologo, il nostro punto di riferimento, Marco Amato. Ci sei, Marco? Buongiorno, bentrovati, Ecco. ciao. Buongiorno. La nostra aurea positiva, mi piace definirlo. Allora, Marco, parliamo oggi dell'addio di Flavio Insinna all'eredità. Dopo moltissimi anni farà qualcos'altro. Vediamo il video. Flavio Insinna in definitiva saluta l'eredità e al suo posto Pino Insegno. Fammi una previsione un po' su entrambi. Flavio Insinna che prospettive ha per il futuro, e Pino Insegno soprattutto durerà 2 giorni o sarà una carriera longeva come appunto Flavio? Allora, interessantissimo e bellissimo il congedo di Insinna, Toro, Cancro, quindi insomma c'è una certa venusianità, una certa assolutamente morbidezza. Gli fa onore quello che ha detto, mi è molto piaciuto. Non solo è un bell'augurio d'uscita, perché il suo segno zodiacale con Giove e Urano lo espone a tutta una serie di progetti nuovi, più grandi, più belli, quindi magari non farà più l'eredità, farà qualcos'altro di bello, di grande, quindi lo salutiamo con un augurio molto ma molto positivo. Mentre invece il signor Insegno, che ricordo lunga carriera, iniziò da comico con un trio meraviglioso che mi piaceva tantissimo, del segno della Vergine.
Quindi un'ironia assolutamente studiata, colta, metodica, ordinata, assolutamente consolidata. La Vergine sta cambiando tutto nella sua vita, soprattutto nell'ultimo anno in cui i progetti fioccano da tutte le parti, ma non lo vedremo solo in questa veste, perché proprio il suo segno zodiacale e la sua previsione è che farà questo e altro ancora, rispetto anche a dei viaggi e degli spostamenti assolutamente creativi e divertenti. Quindi diciamo che tutti e due i conduttori iniziano e finiscono l'uno e l'altro in una maniera assolutamente positiva per le stelle. Bene, quindi progetti positivi per uno e per l'altro. Grazie Marco per il tuo contributo, torneremo sicuramente a disturbarti per altri consigli sulle nostre star. Con un immenso piacere. Allora, Angelo, la nostra rubrica Accadde oggi. Siamo pronti, no? Quindi lo sai che nel 1924 Luttrell in Tennessee nasceva il chitarrista, compositore e produttore discografico Chet Atkins? E tu lo sai che il 20 giugno del 1946 a Parigi apriva per la prima volta il Lido, che è un locale tradizionale, insomma, francese. E nel 1933 a New York nasceva l'attore italo-americano Danny Aiello, lo sapevi? Io non lo sapevo, adesso lo so, e adesso invece ti dico che nel 1978 l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. Nel 1967 invece a Honolulu, in Hawaii, nasce la bellissima attrice, premio Oscar, 2003 ha vinto il premio Oscar, Nicole Kidman. 1978, Londra, nasce il grande centrocampista che oggi è anche un allenatore di calcio, è Frank Lampard. Bene, invece nel 1979 a Needle Lotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati, è la prima donna in questo ruolo. E poi ancora, 1991, il Parlamento tedesco decide di spostare la capitale da Bonn a Berlino. E poi questa è bella, nel 1995 Michael Jackson pubblica History, il suo primo e unico best of. NTV per celebrare l'evento cambia il nome per una settimana in MJTV e dedica all'artista la sua programmazione. 20 giugno del 2003 a Pittsburgh, Florida, viene fondata la Wikipedia Foundation, il cui scopo è di favorire la diffusione dei contenuti liberi. Tra i suoi progetti, Wikipedia, tra i primi 10 siti più consultati al mondo. Bene, e invece il 20 giugno del 1949 a Tuskegee, in Alabama, nasce il cantante, compositore, attore e produttore Lionel Richie. Nel 1986 Oscar per la migliore canzone Say You Say Me, che stiamo ascoltando come base. Vi lasciamo però con l'indimenticabile We Are The World, scritta da Richie e Michael Jackson e cantata da un super gruppo di 45 artisti in occasione della raccolta fondi USA for Africa del 1985. Buongiorno Sicilia.